Ale, 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 Juve, Juve. Il caldo torrido non piega le energie dei tifosi bianconeri che in tutto il Veneto si preparano a palpitare per i loro eroi. Da Buffone a Tevez, da Bonucci a Vidal, è ora di Berlino, è ora della finale di Champions League e alle 20:45 il mondo bianconero si trova col fiato sospeso. Ma intanto l'adrenalina già serve e come? Per montare maxi schermi, preparare sedie e sale, da Jesolo fino a Ponte di Piave. Tutto pronto qui a Negrisia, il club numero 20 al mondo, perché con i soci, con 470 soci, siamo al 20° posto a livello mondiale e nazionale. Tifo che non ha ragioni, se non quelle del cuore. Al Barcellona c'è un giocatore che stimo tantissimo che è Neymar, però il mio cuore è bianconero, quindi forza Juve. Dalla terra di Alex Del Piero a Treviso fino a Campo Nogara, 200 gli iscritti al club della Riviera del Brenta. Qua di 5 ti posso dire che 4 non hanno dormito e probabilmente oggi pomeriggio sarà un inferno. Speriamo che se succede, ma non succede, però se succede è festone. Anche davanti al mitico Barça di Messi e Neymar, l'urlo è uno solo. Fino alla fine, forza Juventus! E sono in 1000 i veneti che lo grideranno a Berlino, ben 40 solo dal club delle Terme Euganee. Ma a guidare l'immagine dei tifosi bianconeri veneti è uno studente 22enne di Chioggia, Nicolò De Marchi, che ha partecipato alla sfida su Twitter con l'hashtag Se andiamo in finale. Ha promesso che ci sarebbe andato a piedi e così è stato, ma addirittura con l'appoggio ufficiale della società bianconera. Non mollare fino alla fine, dare tutto in campo, non tirare mai indietro la gamba e combattere come ho fatto io, dare il massimo e poi saremo premiati sicuramente. Nicolò è a Berlino all'Olympia Stadium ad ammirare gli eroi zebrati, ma in Veneto la febbre corre ed è alta. Forza